Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Grazie. Volevo aprire il video così perché abbiamo raggiunto e superato i 7k e grazie soprattutto a voi che state spingendo i video e vi state iscrivendo in un modo incredibile. Addirittura penso di aver superato i 450 iscritti questo mese, una cosa allucinante, incredibile, che non me lo sarei mai aspettata. E grazie veramente. Aiù, dobbiamo arrivare agli 8k, quindi forza, condividete il video e mi raccomando il tasto like e il commento, che sapete è fondamentale per YouTube. Allora, oggi abbiamo fatto la live, andatevela a recuperare, e anche lì abbiamo superato le 2000 visual, siete una cosa squisita. Allora, andiamo avanti. Signori, è clamoroso quello che arriva dal Qatar, perché ne abbiamo parlato anche oggi in live. Sembrerebbe che Altani sia interessato a prendere o a investire nella SSC Napoli, e sarebbe clamoroso perché voglio, è una cosa che io mai mi sarei aspettato nella mia vita. E forse De Laurentiis sta facendo fare una stagione di chiavica così al Napoli per abbassare e poter vendere il Napoli, no? Cioè, me lo auguro che quel viaggio in Qatar della Supercoppa abbia portato a una cosa così clamorosa. Cioè, sarebbe, vedi a Napoli fuochi d'artificio che scoppiano, pim pim pam pim pum. Vabbè, tralasciando questo, ma pure se ci volete mettere nel City Group a noi va benissimo, stile Palermo, a noi va veramente bene. Allora, andiamo avanti. Dice andiamo a leggere il pezzo della redazione. Altani, sceicco del PSG, è pronto a investire nella SSC Napoli. Questa è la clamorosa notizia che arriva dal Qatar, con le parole di Motezin. La famiglia Altani del Paris Saint-Germain è interessata alla SSC Napoli. La notizia, più volte caldeggiata, è stata riproposta questa sera nell'intervista a Fabio Montezin, ex calciatore del Napoli che vive da tanti anni in Qatar. E lui dice, testuali parole, perché c'è il virgolettato, quindi sono parole sue, non sono parole mie, ecco, perché poi a volte ci ne smettete le stronzate, non le dico io, le dice il signore qui, quindi prendetevela con lui se sono stronzate, però è giusto portare le notizie, ed è giustissimo portare soprattutto queste notizie sul Napoli. Vivo in Qatar da 18 anni, da quando ho lasciato l'Italia, e parlando dei possibili investimenti nel Napoli, so che la famiglia reale proprietaria del Paris Saint-Germain è interessata ad investire nel calcio Napoli. Continuiamo. Io spero sia una cosa fattibile. Parlando con amici che frequentano la famiglia Altani, me lo ripetono continuamente. Mi hanno detto che sarebbero molto felici di far parte del progetto futuro del Napoli. Certo, non sono notizie direttamente dalla famiglia reale, ma sono di amici prossimi a loro che conoscono bene gli investimenti che sono pronti a fare in Europa. E signori, io dovesse arrivare mai uno sceicco a Napoli, io prima cosa gli farei fare uno stadio di proprietà, per questa secondo me sarebbe la cosa più importante da fare. Fatti costruire lo stadio, fatti fare un centro sportivo. Guardate il Palermo, non so se tutti sapete, ma il Palermo è entrato a far parte del City Group, della famiglia del Manchester City. E questa cosa ha portato al Palermo molte novità. Addirittura è stato fatto anche un centro sportivo bellissimo all'avanguardia, stile City, come lo vorrebbe fare Aurelio De Laurentiis per il Napoli a Bagnoli, cosa che secondo me non farà Waiu, quindi non fatevi fregare da Aurelio De Laurentiis, che secondo me non farà nulla di tutto quello che ha detto. E se questi vengono e investono, di sicuro investiranno nella SSC Napoli, ma anche a Napoli, quindi posti di lavoro, altre cose, stadio, centri sportivi, magazzinieri, quelli che tagliano l'erba, serviranno tante cose, no? Naturalmente. Ecco, questo sarebbe un progetto da mettere in cantiere. De Laurentiis ha fatto il massimo da questo Napoli. De Laurentiis penso non possa fare di più al Napoli a vincere un altro scudetto, diamine, si spera tutti che vincerà un altro scudetto sotto la gestione Aurelio De Laurentiis il Napoli,
Però più di quello che gli vuoi chiedere alla Champions League, ecco, quindi De Laurentiis ha fatto il massimo a Napoli. Quindi potrebbe essere anche un cambio proprio per portare il Napoli a competere anche a livello europeo. Poi, ve l'ho detto, non sono notizie certe, ma non sono dirette dalla famiglia reale, ma gli hanno parlato di questi amici che però sanno di cosa vogliono fare in Europa, vogliono investire in Europa, gli sceicchi, e ben venga investano a Napoli, ragazzi. Io l'ho detto, queste sono notizie che poi vanno prese con le pinzette, perché si parlava anche quando era 2 anni fa che Bezos, il proprietario di Amazon, voleva investire in Napoli, proprio per il porto di Napoli, investire nella città di Napoli, non nell'SSC Napoli. E molti dissero: "Oh, guarda, ora se investe, prendi anche la squadra del Napoli e ti farò vedere il Napoli di qua e il Napoli di là." Poi non se n'è fatto nulla, lo sapete tutti, no? Come è andata a finire con Bezos e Amazon. Penso però un polo l'abbiano aperto di Amazon a Napoli, non vorrei dire una stronzata, però non la vorrei dire. Poi fatemi sapere qui sotto chi sta a Napoli, visto che io abito in Toscana, se questa cosa poi si fu concretizzata di Amazon, che aveva aperto di vari magazzini Amazon. Ecco, non facciamo prenderci dall'euforia nel dire tutti quanti, perché già mi immagino i tifosi: "Ah, viene lo sceicco, facciamo il Paris Saint-Germain come il City, come questo, come quello." No, ragazzi, no. Premessa: di sicuro non faremo la fine dell'Inter di Toir, che sapete tutti che il Toir è dovuto scappare di fretta e furia perché non so che cavolo aveva combinato con l'Inter. Vi ripeto, non sono un finanziere, non sono uno che se ne intende di marchi, di finanziamenti, di banche, di questo e di quello. Ecco, però se questo viene a Napoli con e vi dico pure il patrimonio che questo ha, perché hanno un patrimonio, va bene, mo te lo dico: Taim bin Ahmed Al Thani, emiro del Qatar dal 2013, il cugino Bin Zayed, vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e proprietario del City, anche del Citigroup penso. Si stima che la famiglia Al Thani abbia un patrimonio compreso tra i 100 e i 200 miliardi di dollari, quota importante in Disney, Siemens e altre cose. La stima del patrimonio di Al Thani, emiro del Qatar, è 2,1 miliardi di euro nel 2024. Quindi tu hai capito che investimento potresti ricevere se questi vengono veramente a Napoli, vanno da De Laurentiis e gli dicono: "Oh, presidente, ma quanto vuoi per il Napoli? 1 miliardo? 1 milione? Tieni, acqua, tieni, messo il foglio, tieni, vai." Questi hanno i soldi per farlo, ragazzi. Però, come detto, non facciamoci intortare da queste cose, però fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, anzi, fatemi sapere la vostra squadra dei sogni qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a